chiamo Tatiana, ho 28 anni e vivo a Bellano. Bellano praticamente è un paesino che ha 3.000 abitanti e in questa giornata, il 5 gennaio, viene festeggiata una festa per noi molto importante che si chiama la Pesavegia. Questa tradizione della Pesavegia viene festeggiata dai nostri bellanesi da 4 secoli, nonché nasce nel 1606, infatti nel 2006 abbiamo festeggiato il 400° giornata della nostra festa Pesavegia. Questa è una tradizione praticamente che gli spagnoli sbarcano da Como arrivando appunto a Bellano con governatori, dame, spagnoli, trombettieri, guardie, il quale governatore arriva a leggere un mandato per i cittadini bellanesi. Io in questa festa vesto il ruolo di governatrice, nonché moglie del governatore, che vedremo durante la serata cosa nasconderà. La nostra festa viene organizzata dalla Proloco di Bellano insieme al comune di Bellano, il quale partecipano tantissimi giovani perché è una festa molto sentita. Infatti i giovani partecipano dall'organizzazione alle comparse di questa festa, chi nel presepe vivente, nel castello di Re Erode, nel traino delle pese nelle strade, nelle contrade e sulle strade principali del nostro paese, fino ad arrivare i moretti che accompagnano il corteo degli spagnoli. Eccomi, mi sono cambiata, mi sono vestita da moglie del governatore, un vestito d'epoca, e adesso ci prepariamo per il corteo dove raggiungeremo tutti gli spagnoli al Molo, dove ci sarà il governatore che farà la sua lettura. El gobernador Gonzalo Márquez de Fuentes. Pesanueva o Pesavegia? Pesavegia o Pesanueva? Pesanueva o Pesavegia? E Pesavegia se tenga. Every night they're the headlights.
Pesaveggia, vi aspettiamo l'anno prossimo il 5 gennaio. Ciao!